Ciao ragazzi, oggi è giorno di Defilé Cimbro. Quelli che avete appena visto e che vedrete in tutto questo video sono i commercianti di Recoaro Terme, che è terra cimbra, perché questa popolazione di origine germanofona, i cimbri per l'appunto, arrivarono anche qui circa 9 secoli fa ed era una popolazione dedita soprattutto all'allevamento e al taglio dei boschi e alla cura delle foreste. La loro cultura, fatta di queste attività, è una cultura che si è tramandata nel tempo, anche se soprattutto sotto il profilo della lingua. Esistono ancora poche, ma esistono persone che parlano il cimbro e ci sono tante iniziative anche qui che cercano di trasmetterlo questo idioma. Ma qualcun altro ha voluto spingersi più in là. Proprio qui a Recoaro è nato un gruppo di cimbri, o meglio un gruppo di amici dediti alla valorizzazione del mondo cimbro, ovvero delle loro radici, e tra questi c'è anche Monica Nuvola, di professione sarta, che ha deciso di mettere questa sua passione al servizio della ricerca delle origini per quanto riguarda la moda cimbra. Ed è stata una scoperta, un percorso storico veramente affascinante che adesso è diventato concretezza e realtà attraverso gli abiti che lei confeziona. Ecco, posso dire che è partito tutto da qui. Questa è una traversa originale in seta pura, ricamata a mano in seta del 1850 circa. Perché è partito tutto da qui? Perché io sono un'appassionata di costumi storici, specialmente del nostro territorio, e nelle mie ricerche ho trovato questa bellissima traversa e me ne sono innamorata. Ho pensato di creare un costume che potesse andare bene tutto l'anno, al di là della chiamata di marzo, per Recoaro, per i negozianti. Com'è la moda cimbra? Beh, la moda cimbra è povera, poverissima. Le ragazze si facevano fare il primo vestito vero e proprio a 16 anni e con questo abito venivano seppellite. Quindi non abbiamo memoria storica se non da alcune foto di come erano gli abiti. Questo era un accessorio, veniva regalato dalle spose alle suocere e veniva messo come abbellimento. Infatti, quando chiedevo alle mie conoscenti anziane di questa traversa, loro mi dicevano che quando si incontravano fra signore si dicevano: guarda che bella traversa Categhè, non guarda che bel vestito Categhè. È un segno distintivo. È un segno distintivo. Perché hai voluto riscoprire questo stile, Monica? Perché la chiamata di marzo viene fatta ogni 2 anni e nei 2 anni c'era il vuoto assoluto. Ho detto, magari mettendo un costume durante tutto l'anno, la gente che viene qua, i turisti, possono dire: sì, c'è la chiamata di marzo. Come quando vai a Marostica, per dire, e vedi la scacchiera per strada, no, per terra. È un ricordare le origini cimbre del paese. Ma cosa vuol dire essere cimbri e cosa vuol dire anche essere cimbri oggi? Cos'è cioè che spinge alcune persone a intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di queste radici relative ad un popolo di cui non molto si sa, per la verità? Sono tutti interrogativi ai quali ha cercato di rispondere Luca Storti, andando a ritroso quindi nel tempo, iniziando un percorso che si è poi rivelato estremamente affascinante e anche contagioso, perché sempre più persone nel corso del tempo si sono affiancate a lui nella ricerca e anche nell'entusiasmo di capire di più dei propri avi. E ha scoperto che dietro questo mondo apparentemente povero e semplice ci sono diversi valori che, nonostante la loro antichità, continuano ad essere ancora oggi straordinariamente attuali. Il gruppo Cimbro è nato assieme a Luigi e a Monica per valorizzare sia l'aspetto turistico di Recoaro, ma soprattutto l'aspetto culturale legato alla cultura dei cimbri.
E qual è il messaggio culturale che può arrivare oggi da un mondo particolare come quello dei cimbri? Ma il messaggio secondo me più bello è quello che i nostri nonni ci hanno insegnato, che lavorando insieme, facendo squadra, si arriva molto lontani che non da soli. Noi abbiamo molta fiducia sui giovani. I giovani sono quelli che guardano con occhi diversi dai nostri, ma però hanno bisogno anche del nostro aiuto e si può fare tanto assieme, noi ci contiamo. I giovani dei cimbri devono imparare che legarsi alla propria cultura non è chiudersi in se stesso, ma aprirsi ad altre culture. Si è forti con le altre culture e si fa comunità assieme agli altri quando si sa da dove si arriva. E questi due amici chi sono? Questi due amici sono Laita e Bisele. Sono stati ideati dal gruppo Cimbro per poter entrare nelle case delle persone e portare la cultura cimbra dentro di loro. L'evento che più di tutti celebra il mondo cimbro probabilmente è la chiamata di marzo, che si svolgerà qui a Recoaro Terme domenica 24 febbraio e che vi racconterò in anteprima tra qualche giorno. Quindi continuate a seguirmi, che mi sarò ancora qua, ciao. Sì.